e partiamo con le notizie del giorno. In effetti c'è stata una scossa di magnitudo 6, diciamo a largo delle isole Amami, nell'arcipelago giapponese. Quindi stiamo parlando del Giappone, ragazzi. La scossa è stata registrata stamattina alle ore 8:57 ora locale, mentre qui in Italia erano quasi le 3 del mattino. Secondo i dati di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto un ipocentro a circa 250 km di profondità, quindi secondo l'analisi non ci dovrebbe stare nessun allerta tsunami e nessun danno a nessuna persona o cosa, quindi non è stata emessa l'allerta tsunami. Quindi come sempre la Terra, come ben sappiamo, trema sempre, una volta in Giappone, una volta in Italia, una volta in California. Fatto sta che ultimamente le scosse sembrano sempre più evidenti, sempre più, ogni giorno non passa un giorno che non ci sia una scossa di magnitudo in Giappone. Ciao Massimo, ciao Diego, ciao Agnese. È stato in Giappone in effetti a largo delle isole Amami. Ma appunto questo è Anna, quindi non si capisce davvero quasi più nulla. Ciao Francesco, ciao. Grazie, buon caldo. Sì, sì, in Giappone, sì, sì. È stato in mare, quindi meno male che è stato profondo, quindi non c'è stato nessun allerta tsunami in effetti. Erano le 9 di mattina lì, mentre qui erano le 3 dato il fuso orario. Però è stato molto profondo, quindi non c'è stato nessun allerta tsunami, fortunatamente. Anche se, a dire il vero, la preoccupazione è che tutti i giorni comunque è vero che i terremoti ci sono sempre stati, però ultimamente, negli ultimi anni, mi pare che sono duplicati e forse anche di più, quindi non si sa perché la Terra sta ballando ovunque e dovunque. Non si sa il motivo, vabbè, le faglie, tutto quello che vogliono dire loro, però a volte penso che ci sia stare anche qualche cosa che influisca su queste cose. Sì, sì, ma il Giappone, guarda, ultimamente negli ultimi anni è stato quasi distrutto dai terremoti, tsunami, davvero è successo di tutto. Ma Francesco, non ci stanno prove, capisci, su queste cose, quindi io penso più, guarda, a una tecnologia tipo l'ARP che può manipolare il clima, come ho sempre pensato, e che può anche, diciamo, una guerra tipo, diciamo, chiamiamola tecnologica, va? Una guerra climatica. Se ricordiamo bene, ragazzi, vi ricordate a Tesla? Quando pioveva aveva un macchinario che facendo girare le ruote pale. Eh sì, Massimo, potrebbe essere tranquillamente ARP che influisce sui cambiamenti climatici e potrebbe riflettere sui terremoti. Questa è un'ipotesi, mo. Cioè non possiamo dirlo con certezza, però uno può pensare, questo sì. No, no, non è successo nulla, no, no, no. La scossa è stata in mare, non ci sono danni né persone né cose, no, no. C'è stato solo il terremoto, ma nulla di che, stanno tutti bene. Anche perché era profondissimo, quindi anche di 6, però stava a 250 km, quindi non l'hanno neanche sentito, penso un po'. Se era più a 20-30 km allora che si correva. Vedi, tutto a posto. Quindi ragazzi, fortunatamente Giappone. No, no, grazie a tutti. No, no, non hanno neanche sentito il terremoto. Sì, sì, era profondissimo, quindi non se ne sono neanche accorti alla fine. Quindi come ben sapete ragazzi, più è... No, era profondissimo, Diego, quanto è più profondo meno probabilità ci sono. Allora, questo grazie a via. Scusate ragazzi, ho dovuto bloccare questo grazie a Vastano che dice peccato, non mi piacciono queste cose sul mio canale. So che questa qui non è quella lì vera. Compare la solita persona che vuole
dar fastidio, io la cancello direttamente. Purtroppo la gente capisco che fa caldo, però soffre. Quindi io dico alla gente, o Giappone, nì, però tutto a posto, stanno bene. Sì, sì, ogni tanto compare sempre quella famosa signora che scrive cose che non mi piacciono. Io l'ho detto che sempre sul mio canale, da te, Diego, avrei qua, da me si muore lo stesso. Io ieri pensavo che veniva a piovere, ti giuro, ho fatto un video dove dico aspettavo la pioggia che arriva, ma che? Ma qua pioggia? La pioggia la stiamo facendo, mi sono ora. Sì, lo so, Daniele, però sai che cos'è? Che ultimamente ce ne stanno proprio troppi terremoti, capisci? Cioè, ste faglie, mentre stai in Italia, California, Giappone, in Alaska, ovunque sta facendo terremoti. L'ha fatto pure in Russia, che la Russia, diciamo, è strana. L'ultima volta l'ha fatta a Torino, che Torino di solito non è sismica, la città di Torino, eppure l'ho fatto lì. Ho fatto un video che stava un terremoto a Torino, nella provincia di Torino, quando poi lì non è proprio sismico in nessuna maniera, quindi anche in posti impensabili sta facendo i terremoti. Quindi boh, non si capisce davvero più nulla. Non ha fatto nessun danno, non se ne sono neanche accorti, quindi sì, sì, ma a parte il meteo che ultimamente hai visto che è combinato, io ho visto dei video ultimamente grandi quanto le palle da baseball, macchine che galleggiavano, davvero tutto. Ma no, guarda Diego, allora, a parte lasciamo stare che esiste il male, che non si mette in dubbio che esiste il male, però non diamo la colpa a quelle cose, perché il male può influire sulle persone, ma non sugli eventi meteo, capito? Il male può influire in una persona, può far commettere qualcosa di sbagliato, questo ci può stare, ma il meteo, i terremoti, questo qua no, questo purtroppo un po' l'abbiamo fatto noi, un po' è anche normale che i terremoti e le eruzioni vulcaniche ci sono, un po' abbiamo fatto accelerato il cambiamento climatico, diciamo che un po' l'abbiamo fatto anche noi il guaio, quindi con la plastica, inquinamenti. Pensate che ognuno di noi ha una famiglia di 4 persone, ha 4 auto, il buco dell'ozono, cioè potremmo parlare all'infinito dell'inquinamento che abbiamo provocato al pianeta, quindi diciamo che un po' la colpa è anche nostra, al 40-50%. Il 50% ci sta già di suo, però il 50% ce l'abbiamo messo noi. Quindi diciamo che siamo anche noi consapevoli che abbiamo portato noi il pianeta a questo punto. Io non dico le eruzioni, quelle non si possono, non siamo noi, però il clima l'abbiamo fatto noi, cioè abbiamo fatto in modo che accelerasse la cosa. Sì, sì, Alessandro, subito l'ho cancellata e l'ho bloccata, quindi non scriverà più nel mio canale. Io non accetto proprio che uno dice peccato quando che non ci sono stato, non esiste proprio, quindi io banno assolutamente quella signora, quindi è stata cancellata direttamente dal mio canale e non interverrà più nei miei live oppure nelle mie perché non la voglio proprio. Però so che non è quella signora lì perché è una che copia gli account, quindi ho bloccato la falsa, diciamo. Sì, no, il 16, Diego, il 16 sera alle 22 devi guardare in alto la luna, che ci sta questa specie di blood moon, la luna rossa, diciamo, di sangue, come dicono loro. Quindi 16 alle 22. Lo so perché devo fare la diretta, quindi la farò sicuro. Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona giornata. Abbiamo incominciato bene la giornata. Vabbè, che fortunatamente non ci sono feriti, non c'è stato, le persone non se ne sono neanche accorti che c'è stato il terremoto perché era profondissimo. Quindi, in effetti, è una brutta notizia, ma allo stesso tempo è bella perché non ci sono feriti, non ci sono vittime, non sta nulla, stanno tutti bene. È solo che uno si preoccupa perché ci sono sì, sì, ancora che copia un account, sì, sì. La gente non sa bene purtroppo che possiamo fare. Si divertono, giocano così, diciamo così. Voi ragazzi, buon appetito, buon weekend a tutti. È quasi un anno che questa fa queste cose qui, però non mi interessa proprio.
Poi ragazzi, buon appetito a tutti e se ci sarà qualche notizia ci vediamo sulla live sempre. Ciao Marcella, ciao Alessandro, ciao Massimo, ciao a tutti ragazzi.